Prima di poco che ci sta un coppo web, va. No, io scusate, devo dar fame perché basta. Una signora vado a scegliere sta bandiera da Polonia in gol. Così ti sciuta in due palesine. Qua ci manca solo che un negozio cavalli. Io ma questi andare da io sono comprato cavalli, cioè da tutti sta la roba cinese. Cavalli. Avete visto che si trova palesine allora? Portate in faccia. In faccia ho fatto un po'! Sì, Chiamala mia, chiamala qua, chiamala qui. tu mi chiamo direttore, perché ti scassa la capa! Basta, ma mi chiamo direttore! No, ma la signora sapere che se ne intende di outfit. Si mettono un stecco a rete per un fior di fragola. Perché io sono venuto qua con un abito per fare la testimone, ma ha scambiato tutta la pellicetta! Ma no, la signora sta parlando in italiano. Non è accade succede sicuramente qualcosa di grave. Io voglio parlare con il responsabile! Buonasera! Guardate il cambio repentino appena viene la sicurezza. Mo viola in campo. Raga! Guardate, dalla penzola Perché io sono venuto qua con un abito per fare la italiano testimone, corre giù. ma ha scambiato tutta la pellicetta! Io voglio parlare con il responsabile! Buonasera! Però sta sicurezza è arrivata in un lampo. Bravo signore, mo parlate calmi, che si risolve tutto cosa. Vuoi fare una puntata pezzotti di vervetta? Vuoi giochi? Sei missionato in modalità Prenzel. Ma voi è un vestito cinese cambio! Non mi mettete mano perché mi tocca. Tocca dinare, questo è il regolo per la Polonia. Chiede all'assistente in campo il VAR. Sì, fallo da giallo. Rivediamo l'azione. Giallo netto. Vedendo la situazione della signora, l'abito sarà dello stilista o Giorgio Armato o Levis. Levis sarà una davo di sorda a rete, se non succede proprio disturbata. Poi fa tu. Mannaggia la Gerderael. Non lo senti che scagno! Ma c'ho fatto lì, c'ho fatto la figura! Andate a 150 su! Ma che cazzo ci sta parlando? Oh proprio, la immagino la figura di merda davanti a tutti i freami quella sera al Palazzo Reale. Qua signore una cancettina a fare figure in merda insieme a una cosa di carattere. A che volevano là? Ti dai chiamare finale? Mi voglio sapere? Io voglio direttore responsabile! Ma per ora se l'è cattata che la maglia signora ha l'otto. No, lei per i vestiti non ci vede più, è una che per i vestiti l'otto, con le unghie e con i denti. Ma mi chiama la finanza! No signor, non chiama da finanza, non esce dati in un meglio su, ne è costumatezza. Chiamo pure la sicurezza! E così, lasciami sembrare da cassa, i buchi! Questo è sicuramente un problema di capo, infatti se noi commessi non chiamano un capo, tra poco la signora parte con una capata. La sicurezza la chiama quando vanno a mettere le mani da cassa! Io ho già pagato! Signor, non parlate italiano che vi gira la capa e vi sentite buone, eh? Ci può invitare una testimone per figurare a me di questo qua. È morta la signora. Avete visto che va gitto, non parlate italiano che non vi sentite buone? Una ciapa per ciao. Per figurare a me di questo qua. Oggi voi pensate un cappotto e non la signora che si è accappottata. Io per ci stanza. Assistenza al VAR. Dai signora, magari le andava anche stretto in vita, però mo a morte non pensa che vi serve più vestito. Qua Mario Mero la può solo accompagnare. Maestro, musica Ru Zappatore, via! Da notare che si riprende entro 2 secondi e mezzo. Da manca Chiellini e Neymar in da Champions League quando fa una cosa migliore. Insomma, ma capite che la signora non ne capisce tanto di moda, eh? È che so a moda che Ok, si volevo vestire cinese! Io vado cinese! anche perché pensa che parlate la stessa lingua due cinesi. La pellicetta me l'ha scambiato, eccola! Cambiato cioè che non era il suo, cioè che un matrimonio avevo detto proprio così, scambiate in un segno di pace e i vestiti. Ha chiamato la sicurezza! Io non ci ho messo le mani nella cassa! Comunque voto tuffo 8, voto interpretazione 8.
Voto italiano, signore, ci devo votare, ma non perché solo un miracolo vi posso fare, non si può proprio per sentire, signora. A 150 persone, perché ho fatto la madrina. Ho fatto con una pericetta stabbiata. Voi ci capite perché la signora deve lotta un po', perché ha fatto, c'era proprio i numeri all'otto.